Assessore Longo ci attesa qui in Piazza Cima per insomma accogliere le Pantere e fare festa con loro in Piazza Cima. Come comune che parole insomma volete rivolgere a questa squadra? Ma sicuramente fare un complimento alle ragazze, il loro allenatore e la società, perché la società è quella che tiene in piedi tutto quanto, gioco, roba. Senza la società, non so, devo dire che i presidenti li stanno portando avanti un bel po' anche per il prossimo anno, e qua in Piazza Cima faremo sempre la festa, ogni anno si ripeterà finché si potrà farlo, e devo dire che le ragazze mi hanno entusiasmato, al di là del terzo posto, comunque sono sempre forti. Di Moco, devo dire che è una squadra a livello mondiale, penso sia unica, qua in Italia specialmente. E dopo. Come comune avete in mente di dare una sorta di riconoscimento? Sì, no, noi come comune dopo col sindaco daremo una targa alla società, all'allenatore e un mazzo di fiori alle ragazze, alla Bolo, al capitano. In vista della prossima, allora, stiamo finendo una stagione, in vista della prossima che inizierà, vuole cogliere l'occasione per fare un augurio alle Pantere? Certo, certo, che le Pantere continuino sulla loro, come si può dire, la loro strada che hanno iniziato come ogni anno, e forza Pantere che siete forti.